Oggi 18 marzo, giornata nazionale dedicata alle vittime del coronavirus, iniziativa simbolica al Comune di Agrigento. Nuove regole per le prenotazioni dei vulnerabili, ci si può prenotare anche via email le dosi anche ai conviventi. Al via processo per la morte di Lorena 40, la giovane ragazza di Favara, sul banco degli imputati il fidanzato. Fratelli d'Italia a Villa Bonfiglio in memoria dei caduti, il convegno di studi pirandelliani si svolgerà virtualmente. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi è la giornata nazionale dedicata alle vittime di coronavirus. L'amministrazione comunale di Agrigento, con in testa il sindaco Franco Miccichè, ha deposto simbolicamente una corona di fiori al cimitero di Bonamorone. Nella provincia di Agrigento si contano al momento 160 morti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Un anno fa, il 18 marzo 2020, l'Italia affrontava il suo giorno più nero. 2978 le vittime del Covid-19 su scala nazionale. Intanto a Bergamo decine di camion dell'esercito portavano nei forni crematori delle città vicine i feretri dei morti che la città, ormai vicina al collasso, non riusciva più a contenere. Per l'occasione il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo per prendere parte a due eventi. La prima al cimitero monumentale, la seconda all'inaugurazione del Bosco della Memoria. In occasione della giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere eventualmente, coordinandosi con associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie di incontri e momenti di ricordo. In particolare, favorite le iniziative rivolte alle giovani generazioni, anche le scuole potranno organizzare degli eventi similari. La legge prevede un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale e dedicata dalla RAI e iniziative didattiche. Intanto, in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, per coltivare insieme alla memoria anche la speranza, dalle colonne del settimanale cattolico L'Amico del Popero si rivolge un appello ai consigli comunali della provincia di Agrigento perché votino un ordine del giorno per promuovere nei rispettivi comuni l'intitolazione di vie, piazze o ville o spazi similari, uno alla memoria di tutte le vittime da Covid e un altro alla memoria di quella schiera di uomini e donne che hanno perso la vita durante lo svolgimento del loro lavoro. E per la giornata di oggi anche il sindaco Franco Miccichè, insieme alla giunta e a una delegazione di consiglieri comunali, ha voluto ricordare le vittime del Covid-19. Nella giornata di oggi ha deposto una corona di fiori al cimitero di Bonamorone per commemorare le vittime del coronavirus. Sì, oggi è una ricorrenza triste per tutti noi italiani. Anche Agrigento ha subito le sue vittime, sono state più di 10, penso forse 12 o 15. Ero doveroso oggi io con l'intera giunta e anche la rappresentanza dei consiglieri venire a porgere qui un simbolo floreale per dimostrare che anche l'amministrazione comunale è vicina alle famiglie. Devo dire che ho scelto la famiglia Baldacchino perché ha un triste primato, essendo la prima vittima agrigentina, ma anche perché c'è un legame personale con loro. Conoscevo personalmente Lillo, sono integerrima, corretta, seria. Ricordo un episodio grazioso che tantissimi anni fa voleva convincermi a candidarmi come sindaco, io rifiutai e ora invece mi ritrovo nella veste di sindaco, quindi penso sia stato anche doveroso venire a porgere un saluto a lui. Vorrei non parlare perché è un momento triste e penso che già i fatti hanno dimostrato il resto. E poi anche per me è un giorno particolare perché voglio ricordare che quando Lillo ha avuto i primissimi sintomi, un anno fa, il primo medico a saperlo, a seguirlo e poi a indirizzarlo per gli ospedali sono stato io. Lui ha richiesto il mio aiuto e quindi sono stato il primo attore poi della sua lunga odissea e questo mi rattrista di più.
Un saluto al caro Lillo e un saluto a tutte le altre vittime di questa pandemia. Una ricorrenza triste, però nel contempo ci fa commuovere come famiglia per il gentile pensiero che il sindaco in prima persona ha voluto tributare alla memoria di mio fratello Lillo, ma oso anche dire, mi spingo tutta la città in quanto rappresentata dallo stesso, poiché vi era un grande affetto viscerale fra mio fratello e la sua terra e credo sia stato anche ricambiato dal gesto del sindaco. Curva epidemiologica in salita, quella dei casi da Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 782 nuovi casi positivi, più 184 rispetto al giorno prima, a fronte di 26.527 tamponi effettuati. Crescono i ricoverati, morti sono stati 12. In provincia di Agrigento si contano 47 positivi riconducibili ai 492 tamponi eseguiti ed ancora 13 guariti, ma anche 5 nuovi ricoveri e una vittima. Vaccino ai fragili, nuove regole per la prenotazione, le dosi anche ai conviventi. Sarà possibile prenotarsi attraverso indirizzo email. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il vaccino anti-Covid sarà disponibile anche per le persone estremamente vulnerabili e le prenotazioni si potranno effettuare anche via email. Per accelerare le vaccinazioni anti-Covid riservate alle persone estremamente vulnerabili, il Dipartimento delle Attività Sanitarie e l'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale alla salute ha inviato ulteriori indicazioni ai manager delle aziende sanitarie siciliane, in particolare i soggetti estremamente vulnerabili che per qualsiasi motivo non sono riusciti ad effettuare ancora la prenotazione del vaccino mediante i canali tematici già attivati, potranno scrivere un'email agli indirizzi di posta elettronica predisposti da ciascune 9 ASP, disponibili e valutabili sul sito siciliacoronavirus.it. In particolare, i cittadini interessati dovranno inviare la certificazione che accerti la loro condizione di salute rilasciata dal medico curante o dallo specialista. Sarà poi compito delle ASP locali fornire risposte agli utenti entro le 24 ore dalla ricezione dell'email e programmare la vaccinazione anti-Covid. Inoltre avranno da subito diritto alla vaccinazione previa autocertificazione da presentare all'atto della somministrazione del vaccino anche i conviventi delle persone affette dalle seguenti patologie, tra le quali pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza, pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico, pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunodepressivi, mielosoppressivi, a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido, pazienti in attesa o sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche dopo i 3 mesi e fino a 1 anno. Nel caso dei minori estremamente vulnerabili non vaccinabili a causa della mancanza di sieri indicati per la loro fascia di età, si procederà alla vaccinazione dei genitori, tutori o affidatari che dovranno inviare anche loro un'autocertificazione del proprio status alle mail dedicate predisposte dall'ASP. Intanto, in merito alle scuole chiuse, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, in applicazione all'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021, a seguito della relazione settimanale del Dipartimenti regionali ASOE, ha disposto la chiusura delle istituzioni scolastiche in diversi comuni della regione siciliana. Tra quelli in provincia di Agrigento interessati sono i comuni di Calamonaci, Villafranca Sicula, Sant'Angelo Muxaro. Proseguono le vaccinazioni per gli over 70 e per chi ha patologie, le speranze e le paure di chi si sottopone al vaccino. Vediamo. Tutti i vaccini, anche quello che si fa in inverno, in primavera, hanno sempre qualche cosa che a qualcuno capita. E siamo qua, è come la tombola, il numero 2, chi ce l'ha se ne va all'altro mondo. Ecco, tutti i vaccini saranno così. Aspettiamo, si deve rischiare nella vita.
stanno facendo su AstraZeneca i dovuti controlli, quindi abbastanza tranquillo e positivo nel senso di umore. Abbastanza efficiente. Sono stato chiamato regolarmente, mi hanno dato il numerino, adesso sono in fila, quindi abbastanza veloce come procedura. È normale, credo, avere un po' di paura, però devo farlo perché è l'unica soluzione per poter andare avanti e avere un po' di tranquillità. Certo, un po' di timore c'è, ma è anche vero che bisogna prendere una decisione, non si può essere titubanti. Io ho deciso di vaccinarmi essendo un soggetto fragile e non essendo anche il vaccino quello per il momento sospeso. Questa sera sono prenotato, sono venuto a informarmi solamente per vedere se mi facevano il protocollo antiallergico prima del vaccino, perché essendo un soggetto allergico mi è stato detto di venire prima, pertanto mi faranno un protocollo antiallergico e poi farò il vaccino. Certo che abbiamo fiducia, come no? Dobbiamo avere fiducia. Guarda, io sono venuto il primo giorno per informarmi e c'era un caos terribile. Oggi vedo che è molto più ordinato, per quanto è sempre un po' caotico lì sotto, che danno i numeri là, insomma un po' caotico. Di giorno in giorno miglioreranno, speriamo, speriamo. Fiducia, certo, sicuramente dobbiamo farlo perché abbiamo visto quello che c'è in giro, quindi si deve fare assolutamente, soprattutto per i soggetti più fragili, i più anziani, sicuramente. Una cosa è certa, che il fatto di allungare i tempi, con questa sospensione allungare i tempi e quindi allontanare le persone che si possono vaccinare, sicuramente produrrà una maggiore quantità di mortalità di quello che eventualmente, se dimostrato, possa portare come conseguenza questo vaccino AstraZeneca. Non mi preoccupo per niente, andiamo sulla scienza, quello che succede succede. Insomma, meglio vaccinarsi anziché essere preso dal virus e morire, specie se uno ha delle patologie. Tanto vale meglio rischiare. Su tanti milioni di vaccini che hanno fatto, una piccola parte è ovvio, può succedere a qualcuno che sta male dalla nascita, potrebbe succedere. Tranquilla, sì, è l'unica possibilità che abbiamo. Comuni in zona rossa, il prefetto potenzia la vigilanza, non si entra e non si esce da Raffadali, Palma di Montechiaro e Sciacca. Vediamo. Continua incessante l'attività delle forze dell'ordine impegnate nei servizi di vigilanza finalizzati al rispetto delle norme anti-Covid in tutto il territorio della nostra provincia. A comunicarlo è la prefettura di Agrigento attraverso un suo comunicato stampa che afferma come, a seguito dell'istituzione con ordinanze regionali di altre 2 zone rosse nei comuni di Palma di Montechiaro e Sciacca, oltre che quello in Raffadali, sono stati previsti ulteriori e mirati servizi in quei territori alla fine di attuare controlli capillari nelle strade di accesso e all'interno dei centri urbani, dove la circolazione delle persone è fortemente limitata e la gran parte delle attività sono sospese. Per la pianificazione di tali servizi, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha proceduto nella giornata di ieri e di oggi 2 riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione, oltre che dei vertici provinciali delle forze di polizia, dei rappresentanti dell'ex provincia, i sindaci di Palma di Montechiaro e Sciacca. Il prefetto ha chiesto un impegno straordinario, in particolare alle polizie locali, ed è stato concordato l'impiego di personale delle numerose associazioni di volontariato, alcune anche di ex appartenenti alle forze di polizia, da impiegare in servizi di supporto e collaborazione, oltre che di orientamento della popolazione. Trattandosi di una fase particolarmente delicata della pandemia e auspicando una sollecita riattivazione a pieno ritmo della campagna vaccinale, occorre ora più che mai tenere comportamenti rigorosamente improntati a una puntuale rispetto delle regole. In tal senso, conclude la nota stampa del prefetto, ha raccomandato ai 2 sindaci dei comuni in zona rossa di intensificare la comunicazione ai cittadini perché le ulteriori limitazioni vengano percepite come misure necessarie per invertire la curva dei contagi.
Via il pass per viaggiare, il certificato vaccinale o di negatività sarà disponibile in formato digitale o cartaceo e sarà vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione per non sprecare un'altra stagione turistica estiva. Lello Caseso. Entro giugno 2021 sarà pronto il passaporto vaccinale. Questa è la linea voluta dalla Commissione europea ieri, mercoledì, durante i lavori tra tutti i membri. Una decisione importante che vuole andare incontro agli operatori economici e salvare la stagione turistica negli Stati europei. Se si riuscirà, si potrà dare una boccata di ossigeno agli operatori economici e far ripartire pian piano l'economia. Un'economia mondiale schiacciata dal Covid che rischia di essere cancellata dalla crisi in un settore che in Italia ha raggiunto livelli insostenibili. La Commissione dovrà adottare dunque la decisione del passaporto prima possibile e sarà uguale per tutti gli Stati dell'Unione Europea. Si chiamerà certificato digitale verde, Digital Green Certificate, per facilitare la libera circolazione sicura all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia. Tutto questo dovrebbe facilitare gli spostamenti dei cittadini europei in vista dell'estate 2021 ed evitare che ogni paese dell'Unione decida in maniera autonoma. La proposta non è ancora operativa e potrebbe essere modificata attraverso la procedura veloce di codecisione degli Stati e consentire l'entrata in vigore in tempi rapidi prima della estate. Il certificato permetterà di viaggiare per turismo a 3 condizioni: essere vaccinati con uno dei qualsiasi vaccini approvati e utilizzati sul territorio dell'Unione Europea, ma anche altri vaccini, essere negativo a un tampone o test rapido antigenico ed essere guariti dal Covid. Il certificato includerà alcune informazioni anagrafiche, informazioni sul vaccino, test e recupero e un identificatore unifico del certificato. Il passaporto potrebbe essere disponibile da giugno, sarà disponibile in versione cartacea ed in versione digitale e sarà legalmente vincolante per gli Stati membri. Il certificato sarà gratuito e sarà disponibile nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. Il documento dovrebbe essere rilasciato ai cittadini dell'Unione Europea e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, ai cittadini di paesi terzi che risiedono nell'Unione Europea e ai visitatori che hanno il diritto di recarsi in altri Stati membri. La sicurezza e l'autenticità del certificato saranno garantite da un codice QR che conterrà le informazioni necessarie ed una firma digitale per assicurarsi che il certificato sia autentico. È chiaro comunque che ogni Stato membro potrà continuare a imporre la quarantena o test ai titolari di un certificato verde digitale, ma dovrà notificarlo alla Commissione e a tutti gli Stati membri e dovrà giustificare la decisione. Femminicidio della giovane favarese Lorena, 40, al via il processo a Messina sul banco degli imputati, il fidanzato. I dettagli nel servizio. Prima udienza del processo sulla morte di Lorena 40, la giovane ragazza studentessa di medicina originaria di Favara, uccisa in una villetta di Furcisiculo in provincia di Messina lo scorso anno, a poche settimane dal primo lockdown. Il processo è nei confronti di Antonio De Pace, infermiere calabrese, fidanzato della ragazza che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la notte del 31 marzo scorso ha tramortito e poi strangolato la fidanzata al termine di un litigio. In corte d'assise sono stati ascoltati i primi testimoni chiamati in causa dal pubblico ministero Roberto Conte. Davanti al giudice Massimiliano Micali sono comparsi i genitori e i parenti di Lorena, insieme agli amici della coppia, ai vicini di casa e ai carabinieri intervenuti nel piccolo appartamento di Furcisiculo. Collegato in videoconferenza Antonio De Pace, per il quale lo scorso dicembre il Tribunale aveva respinto la richiesta di rito abbreviato e la perizia psichiatrica. Quest'ultimo esame potrebbe essere nuovamente richiesto dalla difesa del ragazzo in virtù dell'analisi affidata a dei consulenti esterni. Secondo il racconto dei testimoni, Antonio e Lorena erano una coppia felice, nulla avrebbe mai fatto presagire la tragedia che si è invece verificata. La prossima udienza si terrà mercoledì 16 giugno con l'audizione di nuovi testimoni, sempre richiesta dall'accusa. I familiari di Lorena 40, parte civile insieme a 7 associazioni a tutela delle donne, sono assistiti dall'avvocato Giuseppe Barba. La notte del 31 marzo Lorena 40 è morta dopo essere stata strangolata. Tutto questo al termine di una lite con il fidanzato, iniziata la sera prima e terminata poi in tragedia nell'appartamento di Furcisiculo in cui 2 abitavano.
poi il tentativo di suicidio di De Pace, che si è procurato dei tagli prima di chiamare i carabinieri. Alla base sembra esserci una sola giustificazione, inusuale quanto agghiacciante: uno stato d'ansia che da giorni avrebbe tormentato il 27enne, provocato dalla paura di essere stato contagiato dal coronavirus insieme alla stessa Lorena. Ipotesi successivamente smentita dai tamponi effettuati su entrambi dal personale sanitario. Giudizio abbreviato per i coniugi Di Naro, arrestati il 25 ottobre 2019 con l'accusa di aver segregato in casa il nipote disabile di 33 anni, legandolo al letto con una catena alla caviglia. La richiesta di rito alternativo era stata formulata all'udienza precedente davanti al GUP Alessandra Vella dai difensori dei due imputati, gli avvocati Teresa Alba Raguccio e Mauro Trinetta. Il giudice l'ha ammessa accogliendo anche la richiesta di produrre alcuni documenti e ascoltare in aula gli imputati. Audizione che è stata programmata il 19 maggio. Il pubblico ministero Gloria Andreoli, in un secondo momento dopo l'arresto per l'accusa di maltrattamenti, li ha iscritti nel registro degli indagati anche con le accuse di peculato, falso e circonvenzione di persone incapaci. I due tutori attualmente sono sottoposti all'obbligo di dimora a Canicattì. Secondo quanto avrebbero accertato gli sviluppi dell'indagine, si sarebbero appropriati di circa 65.000 euro del ragazzo, trasferendoli sul loro conto, destinandoli a spese personali. Il loro arresto è scattato al termine di un blitz dei carabinieri che avevano avviato un'indagine sulla base di un esposto anonimo. Le intercettazioni avrebbero provato insulti, percosse e segregazioni. Il ragazzo intanto si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Francesco Gibilaro e potrà ottenere risarcimento in caso di condanna degli imputati. Sequestro di beni a presunto affiliato a Matteo Messina Denaro. Vediamo. Se dovessi rischiare 30 anni di galera per nasconderlo, rischierei, così non poco orgoglioso, Calogero Lillo Giambalvo per il consigliere comunale di Castelvetrano, il super latitante Matteo Messina Denaro. Era praticamente un mito. Nel 2014 venne arrestato, ma poi è stato assolto anche in appello. Non c'è prova certa che faccia parte della famiglia di Castelvetrano, hanno infatti scritto i giudici della sentenza. Di certo c'è solo una sorta di incondizionata adesione morale ai valori e ai fini di Cosa Nostra. Giambalvo è stato poi condannato per tentata estorsione. Adesso le indagini del ROS del Comando Provinciale di Trapani fanno scattare un sequestro di beni per l'ex consigliere comunale, per la moglie Ninfa Vincenzini e per un presunto prestanome Roberto Siracusa. Il provvedimento firmato dalla sezione misure di prevenzione di Trapani pone sigilli a un'azienda, a un'abitazione, a un capannone industriale, a 3 autovetture, a numerosi conti correnti e a una polizza assicurativa. Gli investigatori hanno scoperto che nel 2019 alla società gestita dal prestanome di Giambalvo era stata affidata la somministrazione di bevande in occasione del torneo della legalità tenutosi a Castelvetrano. Scrivono così i carabinieri in memoria del presidente dell'associazione Civitas. Giambalvo continuava ad essere ben inserito. Le indagini infatti raccontano che puntava a gestire un'attività di ristorazione all'interno del parco archeologico di Selinunte. Ma procediamo con ordine. Giambalvo, già consigliere comunale di Castelvetrano nel Trapanese, dapprima fu imputato nell'ambito del processo Eden 2 per poi finire inghiottito nell'ennesima inchiesta di mafia denominata Anno Zero. Ma non finisce qui. L'interessato è poi emerso nell'ambito delle indagini Scrigno, che avevano approfondito i legami tra politica e Cosa Nostra trapanese, mettendone in evidenza il particolare attivismo nel corso delle elezioni politiche del febbraio 2013. In tale contesto si inseriscono le dichiarazioni del defunto collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarosa, legato da rapporti di parentela con il latitante Matteo Messina Denaro, il quale lo indicava come incaricato di tenere rapporti tra le famiglie di Castelvetrano
Castelvetrano e Castellammare del Golfo, condotte quelle indicate che hanno messo in evidenza legami dell'interessato con Cosa Nostra trapanese e conseguentemente la propria pericolosità sociale. Il provvedimento si fonda sulle risultanze dell'indagine Eden 2 della ROS, che hanno documentato varie attività illecite del mandamento mafioso castelvetranese, accertando il ruolo di vertice al tempo assunto da Francesco Guttadauro dopo gli arresti di Salvatore Messina Denaro e Giovanni Filardo. In tale quadro emergeva pure come il Guttadauro, ricevuta l'autorizzazione di Matteo Messina Denaro, aveva avviato la riorganizzazione della struttura criminale attraverso nuove affiliazioni e l'esercizio di un pervasivo e rigido controllo del territorio, attuato con metodi violenti ed intimidatori. Le indagini patrimoniali condotte dal ROS, dal Comando Provinciale di Trapani, si inseriscono in una più ampia attività di contrasto condotta dall'Arma dei Carabinieri nei confronti del mandamento mafioso di Castelvetrano, depotenziato negli ultimi anni da numerosi arresti e provvedimenti patrimoniali eseguiti a carico di affiliati a soggetti contigui alla locale famiglia. Il 17 marzo, anniversario dell'Unità d'Italia, Fratelli d'Italia, Villa Bonfiglio d'Agrigento, in memoria dei caduti. Vediamo. In occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, Fratelli d'Italia, Villa Bonfiglio, in memoria dei caduti. Nella giornata di ieri, Fratelli d'Italia ad Agrigento è stato presente presso il monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale all'interno della Villa Bonfiglio, al fine di provvedere alla pulizia del piazzale antistante nell'ambito dell'iniziativa Le radici della memoria e successivamente ha deposto un mazzo di fiori sotto la stele. Nei 160 anni dell'Unità d'Italia e quasi 100 anni dall'istituzione di tali luoghi abbiamo deciso di mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti simbolo della nostra identità e dei valori patriottici, coniugando l'ambiente con il nostro amore per l'Italia. Nella giornata di ieri presenti consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e i dirigenti del partito di Giorgia Meloni. Noi abbiamo aderito ad Agrigento all'iniziativa nazionale di Fratelli d'Italia e ci siamo ritrovati qui a deporre dei fiori perché per noi questa è una data molto importante, molto sentita. Noi amiamo tanto la nostra patria, quindi in queste date, in queste manifestazioni siamo sempre presenti con un orgoglio particolare. Siamo qui appunto per commemorare i caduti per la nostra patria, nessuno meglio di Fratelli d'Italia può farlo, lo dice lo stesso nome del nostro partito, Fratelli d'Italia, che sono le prime parole del nostro inno nazionale. Siamo qui presenti come in tante altre piazze d'Italia, non ci smetteremo mai di difendere le nostre tradizioni e i nostri valori. Oggi è una data importantissima perché ricorre il 160° anniversario dell'Unità d'Italia. Chi più dei Fratelli d'Italia può ricordare questa data che racchiude un po' il nostro orgoglio nazionale e l'amore per la nostra patria, soprattutto in un momento così difficile e particolare della storia mondiale e italiana. Quindi ci siamo ritrovati qui proprio per ricordare le persone che si sono sacrificate per la nostra libertà, per i nostri valori e per tutto quello che rappresenta per noi la nostra nazione. Il convegno internazionale di studi pirandelliani si svolgerà in visione virtuale. C'è il servizio. Il convegno internazionale di studi pirandelliani si svolgerà in versione virtuale. I contributi dei relatori andranno in onda sulle pagine di Facebook del Centro Studi Pirandelliani. In un comunicato stampa la direzione afferma come, non avendo potuto svolgere regolarmente il 57° convegno internazionale di studi pirandelliani né ai primi di dicembre né a marzo del 2021, mese in cui era stato posticipato nella speranza di una ripresa della normalità, si è deciso, vista la situazione, di realizzarne uno in versione virtuale. I contributi dei relatori andranno in onda sulla pagina Facebook del Centro Nazionale Studi Pirandelliani nei giorni 25, 26 e 27 di questo mese, a beneficio dei convegnisti e delle scuole, oltre che degli studiosi e gli appassionati dell'opera pirandelliana. Il convegno è dedicato ai primi 2 romanzi di Luigi Pirandello, L'Esclusa e Il Turno, della materia tipicamente agrigentina.
Presentano infatti personaggi, avvenimenti e tradizioni legati alla città, oltre che magnifiche descrizioni di luoghi e feste, come ad esempio la festa di San Calogero nel primo e la Valle dei Templi nel secondo. L'attività del Centro Studi Pirandelliani nel frattempo prosegue con la preparazione del 58° convegno sui 6 personaggi in cerca d'autore, in occasione del 100° anniversario della prima rappresentazione che siamo fiduciosi di poter svolgere a dicembre del 2021 al Palacongressi con i convegnisti provenienti da tutta Italia. Adesso la pubblicità, a tra poco vi aspetto. 5 puntate in onda su Televideo Agrigento racconteranno momenti e curiosità della grande canzone italiana con professionisti del settore, alcune delle canzoni più belle lanciate dal Festival di Sanremo dal 1951 ad oggi. Arturo Cantella. Sanremo a casa Chalice arriva sul circuito TV e radio della REA. La musica è una grande compagna che ci aiuta a uscire dalla tristezza del lungo lockdown e se miscelata alla simpatia e alla semplicità della coppia Alessandra Drusian e Fabio Ricci, il successo è garantito. Sono 5 le puntate che andranno in onda ogni giovedì a partire dal 18 marzo sulle emittenti televisive del circuito radio televisioni europee associate, meglio conosciuto con la sigla di REA, coadiuvate dal presidente Antonio Diomede, cui TVA fa anche parte e trasmetterà. A farci compagnia alcune delle canzoni più belle lanciate dal Festival di Sanremo dal 1951 ai giorni nostri e saranno cantate in versione live da artisti noti ed emergenti, raccontando momenti e curiosità della grande canzone italiana con professionisti del settore. Il format è distribuito anche alle numerose radio del circuito REA e si affianca al format Locali Tour d'autore by Chalice, mentre sui social saranno disponibili le chiacchierate con Casa e Bottega Chalice con la promozione dell'album Voglio emozionarmi ancora. Partner ufficiale la cooperativa Esibirsi. Eccoci qua, finalmente! Alessandra Drusian! Fabio Ricci! In realtà noi siamo i Chalice, ma ci conoscete per Fiumi di Parole, per quella vittoria del 1997 al Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston. Alessandra, non toccare il tavolo perché si muove tutta la telecamera. Ciao a tutti! Io te l'avevo Ma detto. che bello! Beh, allora, questo è soltanto un lancio. È soltanto un lancio per spiegarvi che saremo con voi prestissimo per raccontarvi la fantastica storia della musica italiana passata per Sanremo. Oh, non tutta, perché chiaramente ce ne sono tante le canzoni, però a presto, veniamo da voi, fermi là che ci arriviamo, Tu che fai? Vai via. C'ho da fame. No, ferma là. Sanremo, saremo a casa. Chalice, casa nostra, aspettiamo. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno Ivan Scalfarotto fa tappa a Palermo. Vediamo. Innanzitutto questa è la mia prima visita da quando sono al Viminale e tenevo a venire a Palermo. Andrò oggi a Corleone per salutare i rappresentanti delle istituzioni, per rendere omaggio anche a tutti i servitori dello Stato che sono qui in Sicilia, quelli di oggi, ma che in continuità rappresentano anche quelli di ieri. E poi è il 25° anniversario della legge sui beni confiscati e quindi io penso che quella sia stata una legge molto importante che può essere sicuramente migliorata, ma che contiene in sé un grande messaggio, che la mafia la si batte contraddicendola anche in modo simbolico, contraddicendola sul piano economico, restituendo ai territori i beni che sono stati depredati. E quindi per me era importantissimo significare un omaggio anche alla gente di Sicilia, in particolare ai suoi giovani che non si sono mai arresi alla logica delle mafie e alla logica criminale. È un periodo particolare per il paese, soprattutto ci sono tante proteste. Ieri ad esempio qui a Palermo c'è stata la protesta dei ristoratori. Cosa si sente di dire in questo momento a tanti imprenditori che tra zona arancione e zona rossa hanno dovuto abbassare le saracinesche delle loro attività? Innanzitutto che bisogna che il piano vaccinale vada avanti molto rapidamente perché noi abbiamo bisogno di uscire da questa emergenza e poi che bisogna essere accanto alle attività economiche perché è evidente che il Paese sta vivendo una crisi formidabile non soltanto sul piano sanitario ma anche sul piano delle attività commerciali e che quindi il governo deve essere vicino agli imprenditori sostenendoli anche economicamente in modo efficace.
Dopodiché, ripeto, la soluzione naturalmente è da un lato quella del piano vaccinale e poi assicurarci che i fondi europei vengano utilizzati nel migliore dei modi, che possano servire davvero a un rinascimento del nostro Paese e in particolare del Mezzogiorno d'Italia, senza il quale il Paese non riparte. E anche qui bisognerà stare molto attenti a fare in modo che le organizzazioni criminali, che come sappiamo quando ci sono dei fondi fanno il possibile e l'impossibile per insinuarsi nel flusso finanziario, che appunto siano tenute fuori e che tutti questi fondi siano utilizzati davvero soltanto per la rinascita del Paese. La Madonna della Medaglia arriva ad Aragona. Tonino Butera. Stamattina al Comune di Aragona ha fatto tappa la Madonna della Medaglia Miracolosa a fare gli onori di casa per questa bella iniziativa da parte dell'arciprete Don Angelo Chillura e l'assessore Maria Grazia Licata. Che significato può avere, dalle parole che abbiamo sentito dall'arciprete, questa visita al Comune di Aragona, all'amministrazione e ai dipendenti comunali? La visita della Madonna della Medaglia Miracolosa nel Comune di Aragona per noi ha un grandissimo significato, infatti è stata accolta da tutti i dipendenti del Comune, da tutta l'amministrazione proprio con grande grazia, proprio per quello che è il simbolo della Medaglia Miracolosa e soprattutto in un periodo così particolare. Proprio oggi ricorre la prima giornata mondiale al ricordo delle vittime del coronavirus, una pandemia che sta colpendo tutto il mondo, e proprio l'arrivo di oggi nella nostra comunità di questa Madonnina per noi è simbolo anche di una speranza che attraverso la preghiera riusciamo a sconfiggere, riusciamo a non farci abbattere da questo forte virus, e soprattutto è di fondamentale importanza perché la Madonna deve assisterci anche a noi amministratori nell'esercizio delle nostre funzioni e soprattutto deve proteggere l'intera comunità. Quindi abbiamo accolto veramente a braccia aperte, così come proprio la Madonna della Medaglia Miracolosa a braccia aperte, l'arrivo della nostra Madre a casa nostra, e spingiamo con la preghiera a cercare di riuscire a combattere questa pandemia. Vogliamo leggere un brano del Vangelo di San Luca, perché di questo incontro diventa anche un momento di preghiera. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.